la continuità del possesso di questi telefoni da parte dei soggetti che poi avete riscontrato in possesso di quelle utenze? Se sì, dica quali atti di accertamento sono stati eseguiti. I telefoni clonati erano in uso alla Barbera Giacchino e Gioia Antonino, quest'ultimo deceduto. La Barbera Giacchino, collaboratore di giustizia, in dichiarazioni da lui rese all'autorità giudiziaria di Palermo, ha ampiamente spiegato l'uso il possesso e l'uso del telefono, dei telefoni clonati. Perfetto, adesso io le chiedo però se lei ha svolto o il suo ufficio ha svolto atti di accertamento concernenti la continuità del possesso di questi telefonini da parte di quei soggetti. Dunque, il La Barbera ha reso dichiarazioni con l'autorità. Mi scusi, fuori da dichiarazioni. Sono stati svolti, per quanto a mia conoscenza, siccome la Barbera l'attività delegata ad indagine sulla dichiarazione della Barbera sono state effettuate dalla direzione investigativa antimafia, che ha ritengo sicuramente svolto indagini in merito all'uso del telefonino. Una sua ipotesi o lei ha notizie certe in tal senso? No, ho notizia comunque, come ripeto. Se ha notizie, dica che notizie ha. Se hanno svolto degli atti precisi, a meno che non ne conosca. Ma io non lo so che cosa ha fatto la DIA, però ne hanno parlato anche i giornali. Ne hanno parlato anche i giornali? Sì. No, ritengo, era notorio. Sì, se un'altra cosa, volevo chiederle questo. Tutte le volte in cui voi altri avete attenzionato questi numeri di telefono, avete, per così dire, chiesto poi autorizzazioni o vi siete attivati presso i magistrati per intercettare delle conversazioni su questi telefoni? Non sono state intercettate alcune conversazioni. Con un'altra domanda, grazie. Avvocato Cattaneo. Sì, ispettore Nardis, mi sembra di aver no, mi ho sbagliato. Vabbè. Anche sui nomi. La Procura ha ritenuto di parlare con un soggetto diverso, probabilmente. Avvocato Russo è sempre pronto. Avvocato, questa è gratuita. Allora, ispettore, tornando, mi pare di aver capito che lei abbia fatto accertamenti relativi alla consultazione di tabulati SIP di telefoni cellulari. Sì. E in particolar modo quelli che sarebbero stati in uso, clonati o meno, a Gioè e alla Barbera Gioacchino. Confermo. Dal periodo che va dal 1° gennaio 92, sì. lo dica lei il periodo conclusivo. Al giugno 93. Bene. Da questa analisi è mai risultato chiamato qualche numero riconducibile a tale Aiello Vincenzo? Non ricordo, dovrei verificare tutti i tabulati, ma no, credo di no, comunque dovrei verificare perché. Come dico, mi scusi, lei nell'annotazione non è. No. Nell'annotazione, siccome lei l'annotazione lo fa su soggetti presuntivamente appartenenti a Cosa Nostra palermitana e soggetti presuntivamente appartenenti, secondo le vostre indagini investigative, a Cosa Nostra di Catania. Sì, perché ci riferivamo al Mazzei. Perfetto. Dico, fra questi nomi che voi individuate, qui nell'informativa mi pare che quello di Aiello non c'è, o dico cosa inesatta? Sì, dice esattamente, non c'è quello di Aiello. Non ho altre domande, grazie. Signor Presidente. Avvocato Di Giorgio. Sì, 2 domande soltanto, ispettore. Lei poc'anzi ha parlato del rinvenimento di armi in capo ai fratelli Branciforte nel territorio di Catania e di un rinvenimento di armi in Emilia-Romagna. Ricordo bene? Sì. E ha detto che queste armi avrebbero identica provenienza, medesima provenienza. Io le chiedo quali accertamenti di natura tecnica sono stati svolti, se sono stati svolti, per affermare quanto lei dice. Noi ci siamo limitati ad acquisire gli atti relativi al rinvenimento di armi, nulla in più.
perché non sono stati fatti direttamente da noi, dal nostro ufficio. Sa se ne sono stati fatti? Prego? Sa se ne sono stati fatti accertamenti tecnici? No, io non ne sono a conoscenza. Non ne è a conoscenza. Poc'anzi, parlando di Branciforte, Sì. lei ha detto che sarebbe stato attenzionato questo soggetto e l'autovettura di sua proprietà sarebbe stata talvolta vista in uso ad alcuni soggetti, lei dice appartenenti a Cosa Nostra, mi pare questo abbia detto. Tra questi soggetti lei ha nominato Di Fazio, Umberto. Io le chiedo che cosa le risulta, che cosa risulta al suo ufficio, dalla sua relazione, che faccia ritenere Di Fazio Umberto appartenente a Cosa Nostra. Dunque, questo collegamento riportato in questa informativa è stato estrapolato da una precedente informativa nella quale si parla ampiamente dei rapporti tra questi personaggi e si parla appunto di questo controllo in particolare. In quegli atti risulterebbe soltanto questa affermazione perché è dedotta dalle precedenti... No, dedotta. Desunta. Risulta in una precedente informativa, risulta agli atti, insomma. Quindi questo contatto risulta... Sì. E per evidenziare, diciamo, la figura del Branciforte. Quella del È stato inserito in questo contesto, è stato inserito appunto l'episodio che lei ha ricordato. Quello che ha riferito lei, cioè Sì, che dell'autovettura in uso. era in uso al Di Fazio. Sì, Questo risultava da una precedente... Sì, da una precedente informativa sempre redatta dal mio ufficio e da Criminal Pol di Catania, mi sembra. Questo è tutto. Nessun'altra domanda, grazie. Avvocato Rini. Sì, ispettore. Volevo sapere, questi telefoni clonati di cui lei parla in uso alla Barbera e a Gioè, lei sa da quale periodo erano clonati? Dunque, in particolare, il telefono 337 96 15 84 risulta evidente la clonazione nel periodo dal 17 al 22 ottobre 92. È chiaro che, voglio fare una premessa di ordine generale, gli apparati clonati venivano sostituiti, ma questo non lo dico io perché hanno reso dichiarazioni appunto questi signori che avevano materialmente in uso i telefoni. Cambiavano spesso, lo tenevano pochi giorni perché, avendo un enorme mole di traffico, quindi anche poi economicamente il titolare si sarebbe accorto e quindi cercavano oppure interveniva il titolare che avendo ricevuto una bolletta molto salata, interveniva presso gli organi della SIP e faceva denuncia, quindi tenevano per pochi giorni questi apparati clonati perché avevano anche una disponibilità, un ricambio, potevano usufruire di altri numeri seriali e quindi... Ma voi avete accertato, nel senso... Noi la clonazione l'abbiamo accertata, l'ipotesi di clonazione si evidenzia dal traffico telefonico cellulare, proprio perché in un ristretto spazio temporale le chiamate vengono effettuate da ponti di aggancio che sono distanti centinaia di chilometri. Sì, ma dico, a parte questo, lei ha detto prima che avete controllato questi numeri telefonici dal gennaio del 92 al maggio Giugno del 93, sì. Per quanto riguarda per esempio la clonazione del telefono in uso ad Abate Calogero, praticamente addirittura si interrompe la clonazione perché? Perché l'Abate denuncia presso il commissariato Politeama di Palermo appunto che il suo telefono è risultato clonato, quindi da quel momento praticamente viene interrotto la SIP chiude il traffico a questo telefono. È chiaro che da allora in poi non c'è più traffico telefonico, quindi per quanto riguarda il telefono di Abate dal novembre 92 al giugno 93 non c'è traffico, è zero.
Capito? Vabbè, grazie. Altre domande? Altri interventi? Pubblico Ministero? Sì, Presidente. Se dagli atti dell'attività di indagine compiuta le risulta la data in cui è avvenuto il sequestro delle armi e del bazooka ai Branciforte, la data in cui è stato controllato, comunque si è riscontrata la disponibilità del difazio, cioè il difaccio nella disponibilità dell'autovettura del Branciforti. Non so se mi sono spiegato, ispettore. Sì, ho capito. Dunque, il sequestro delle armi è avvenuto il 18 novembre del 92 ed effettuato da parte dei Carabinieri di Catania in un immobile nella disponibilità dei fratelli Branciforte. Il controllo invece avvenuto a Catania, in cui vi è coinvolto il Branciforte Filippo, risale al 6 giugno 92, quindi nello stesso anno, 5 mesi prima. Volevo chiedere un'ultima domanda, se le risulta che se qualcuno degli intestatari dei telefoni clonati abbia poi fatto denunzia per la clonazione. Si conferma, a noi risulta da atti acquisiti che Abate Calogero, nato a Petralia Soprana il 28/8/43, ha denunciato la probabile clonazione del suo apparato radiomobile il 5/11/92 al commissariato della Polizia di Stato Politeama di Palermo. Possiamo licenziare il testo e può andare, ispettore. Grazie. Presidente, mi autorizza a consegnare al signor Mazzei gli atti processuali che stamattina mi ha dato concernente l'applicazione del 41 bis, solo questo. Sì, grazie. Si accomodi. Nome, cognome, luogo e data di nascita per la verbalizzazione. Stefano Marini, nato a Roma il 17 agosto 1961. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Pubblico Ministero. Che succede? Pubblico Ministero. Sì, grazie Presidente. Marini, lei ha svolto attività di indagine a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Samperi e Grancagnolo? Per quanto riguarda questi collaboratori di giustizia, la mia attività è stata quella di assistenza durante alcune delle deposizioni effettuate da Samperi, Grancagnolo e in alcune circostanze anche di altri collaboratori. Attività diversa dall'assistenza intende assistenza al magistrato? Assistenza al magistrato. Attività diversa dall'assistenza al magistrato lei l'ha compiuta?
In una fase successiva, quella relativa alla stesura, alla raccolta dei vari riscontri che sono stati richiesti a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori. Cioè attività di assembramento, di raccolta? Assemblamento, raccolta dei vari riscontri, sì. Lei ha partecipato a sopralluoghi o attività consimili a seguito delle dichiarazioni rese dai collaboranti in questione? No. Lei ha compiuto attività in relazione alla vicenda familiare del Samperi Severino Claudio, con relazione ai figli e alla moglie del Samperi? No. Abbiamo finito, Presidente. Sono domande per il testo. Sì, Presidente. Avvocato Augusto. Lei ha detto adesso di avere precipuamente assistito in qualità di collaboratore all'assunzione di dichiarazioni dei collaboranti. Lei ricorderà l'inizio della collaborazione del signor Grancagnolo, Sì. il cognato del signor Samperi. Sì. Io dagli atti che ho a disposizione controllo che lei ha assistito la mattina del 4 febbraio, una data particolare, non so se lei la ricorda, noi sì, in cui Samperi rende la mattina certe dichiarazioni e poi la sera, la stessa sera, ecco perché lei dovrebbe ricordare più che la data, la circostanza, il signor Grancagnolo rende certe dichiarazioni spontanee, di sera. Lo ricorda? Lo ricorda perché dovrebbe essere stato presente? Se lo ricorda me lo Sì, conferma. io ricordo che andai a Rebibbia, dove il Grancagnolo appunto in quella sede disse di voler collaborare con la giustizia. Chiedo scusa, lei ricorda se questo interrogatorio, queste dichiarazioni spontanee vennero rese di pomeriggio, di sera, lo ricorda? Chiedo scusa, c'è sì, opposizione? lo spiego immediatamente. Appunto, perché... avvocato. Perché c'è un verbale. Sì, esatto, infatti non è e i Marini bisogna vedere che tipo di attività è espletato. Allora, spiego subito così non avrà motivo di... Io ho un verbale che attesta di un inizio di questa deposizione, il che mi rende assolutamente sereno sull'orario di inizio. Inizia alle ore 22. Io quindi volevo innanzitutto sapere se lo ricorda e sono inutile andare avanti. Ecco. Visto che ho questo verbale, glielo ricordo io adesso, alle 22 inizia. Sì. Lei vuol dirmi quando finisce, perché nel verbale questo non si dice. Quanto dura? C'è opposizione alla domanda, Presidente? Che mi spieghi, la motivi e poi la Corte deciderà se... C'è opposizione alla domanda. Viene chiesto al teste un qualcosa di specifico che attinenza proprio alla sua attività di assistenza. No, Presidente. Ma allora che cosa? Risulta assistente ausiliario del magistrato in quell'occasione. Siccome io non raccolgo la polemica, rispondo. Si chiede al teste non qualcosa di specifico, assolutamente no, perché so che non posso farlo e non mi interessa. Fra l'altro la presenza del magistrato agli occhi miei garantisce la regolarità dell'atto. Il problema è un altro, questo interrogatorio, questa dichiarazione, e qua sì che agli occhi miei può sorgere curiosità e sospetto, inizia alle 10, siccome lui ha assistito ed è teste non per quello che è detto, ma per quello che si fa. A che ora finisce? Quanto dura? Come si svolge? Questo attiene sicuramente alle modalità di assunzione di testimonianze in un momento fondamentale della collaborazione del signor Grancagnolo. Quindi io insisto per sapere dal teste se è durato poco, quanto tempo è durato, se si è protratto fino a notte alta, questo desidero sapere. Tant'è vero che nel verbale, laddove si sarebbe dovuto dire, questo non lo si dice. Lo chiedo al teste. L'interrogatorio ora... Un momento. È stato chiaro, signor Presidente, non vorrei nella foga non avere... A me interessa sapere non cosa ha detto, ma c'è un verbale che dovrebbe far fede che attesta dell'inizio dell'orario. Io desidero sapere quanto è durato.
E sulla rilevanza della sua domanda che abbiamo qualche dubbio. Presidente, il modo mio di essere esplicito o meno la Corte valuterà. Allora io dico, si attesta nel verbale come è corretto che inizia un certo atto. Dovrebbe essere corretto, anzi credo che lo sia, che si attesti quando l'orario in cui finisce. La rilevanza, signor Presidente, siccome noi abbiamo certe dichiarazioni, la Corte non credo che per il momento possa valutare tutto il contenuto e il significato, ma sulla durata di quest'atto. Se lo ricorda può rispondere il testo. La durata precisa di questo interrogatorio io non la ricordo. Precisa. Io desidero sapere se si è protratto sino a notte fonda oppure è stato un breve esame. Credo un'ora, circa un'ora e mezza. Lei ha assistito sino alla fine di questo? Sì. È stato presente dall'inizio sino alla fine? Sì. Senta, lei ricorda, è stato lo stesso giorno in cui i due cognati hanno avuto è stato loro consentito di colloquiare? È stato quel giorno stesso? C'è opposizione alla domanda, Presidente, perché si dà atto nel verbale di interrogatorio del motivo, del perché ci si porta in quel sito per interrogare il Gran Cagnolo. E questo è il motivo di inammissibilità per la Corte che non ha quest'atto? Risulta solo dal verbale, solo così è consentito. Ma chiedo scusa, noi stiamo interrogando, stiamo chiedendo all'assistente del magistrato il perché, per come il magistrato si è comportato in quella maniera. Io ho chiesto questo. Scusate, ho chiesto è questo. Una omissione, è un conto. Come? Non ho sentito. La domanda diretta ad accertare un fatto che è stato omesso nel verbale è un conto, avvocato, e questo riguarda la domanda precedente, ma qui si chiede e si fa un'indagine che a quanto sento è relativa ad argomenti che sono trattati nel verbale, anche se la Corte non è a conoscenza. Allora forse la mia domanda non è stata percepita. Io ho chiesto al teste soltanto se questo incontro, adesso ho perso anche il si è verificato lo stesso giorno, se questa deposizione lo stesso giorno. Ora, stesso giorno è l'unica maniera per far nell'opposizione risultare del pubblico ministero come farei c'è mai qualcosa che riguarda questo argomento? No, ha detto si indaga sul perché. Io non ho chiesto il perché, io ho chiesto solo se lo stesso giorno. Se no. Il verbale non è che la Corte ce l'avrà mai. Lo posso far risultare solo così, attraverso la testimonianza. Allora persiste l'opposizione del pubblico ministero, perché con questo specifico, su quale specifico? Chiedo scusa, sono stati sentiti i collaboranti, se aveva ragione, e credo che la domanda sia stata già posta sia al Samperi, al Gran Cagnolo non ricordo, al Samperi senza dubbio, e in pratica questo è già emerso. Non vedo le ragioni quando nel corpo del verbale si dà atto di come, del perché ci si porta e come il pubblico ministero ha avuto notizia della richiesta del Gran Cagnolo, il perché si cerchi, sarà puramente una questione formale, non ha il pubblico ministero alcun altro motivo per opporsi a questa domanda, ma se ci si pone il problema di porre domande a chi ha assistito il magistrato, non vedo le ragioni e il perché di queste domande. Fra l'altro la coincidenza temporale e dell'interrogatorio del Samperi e dell'interrogatorio del Gran Cagnolo sono oggetto di domande, lo sono stati proprio quando sono stati esaminati e il Samperi certamente e credo anche il Gran Cagnolo. Presidente, per risolvere il punto, la risposta del Procuratore della Repubblica mi soddisfa, è sufficiente, non ho altro. Mi ha risposto il Procuratore della Repubblica, non mi importava. Poi desideravo, sì, solo che mi consenta qualche secondo perché ho perso il filo. Ecco. Lei diceva poco fa che ho capito male o lei si è recato a Rebibbia? Ho sentito bene, lei si è recato a Rebibbia? Sì. Cioè proprio si è recato a Rebibbia per assistere a quest'atto? Sì. Successivamente lei non è fra coloro che in base e in esito alle dichiarazioni del signor Gran Cagnolo ha effettuato delle visite o dei riscontri altrove in altre località? No. Vabbè, allora non ho altro da chiedere. Ci sono altri interventi? Sì, signor Presidente. Ispettore Marini, lei ha riferito di aver assistito ad alcune deposizioni di Samperi, Severino Claudio e di Gran Cagnolo Carmelo.
Lei ricorda se ha assistito anche ad altre deposizioni che riguardano collaboratori di giustizia diversi? Sì. Mi sa indicare i nomi? Antonino Calderone, Malvagna. Malvagna Filippo? Filippo, sì. Ricorda qualche altro nome? No. Grazioso Giuseppe? Credo Avola. Avola Maurizio? Samperi Alfio. E di Leonardi Giuseppe? Non ricordo. In ordine poi a questi collaboranti di cui lei ha riferito essere stato presente nel corso delle deposizioni, cioè degli interrogatori, lei ha effettuato poi attività investigativa di riscontro sulle dichiarazioni? No. Va bene, nessun'altra domanda, grazie. Presidente, le chiedo scusa, solo per un errore di nome, di dizione, ho posto l'ultima domanda al testimone in maniera sbagliata, cioè gli ho chiesto se dopo aver ascoltato Grancagnolo avesse effettuato, volevo dire, e ho detto male, se dopo aver ascoltato Samperi, perché come adesso la Corte ha compreso, prima avviene la dichiarazione di Samperi alla quale egli assiste e poi alle 10 di sera quella del signor Grancagnolo. Io per errore, per un lapsus, ho chiesto al teste se fosse stato tra coloro o meno che dopo le dichiarazioni ho detto Grancagnolo, volevo dire Samperi, dopo le dichiarazioni di Samperi alle quali lei ha assistito, è stato fra quelli che hanno partecipato in altra località, in Sicilia, alla ricerca di riscontri, prima che venisse sentito Grancagnolo? No. Va bene. Avvocato Curcuruto. Ispettore Marini, lei si ricorda di aver partecipato alle dichiarazioni rese da Scavo Giuseppe? Non ricordo. Grazie. Pubblico Ministero. Marini, lei risulta aver partecipato come assistente all'interrogatorio del 4 febbraio, l'interrogatorio di Claudio Samperi, interrogatorio che inizia alle 9:45, e poi, come ha detto poc'anzi l'avvocato, all'interrogatorio relativo al Grancagnolo Carmelo che inizia alle ore 22. Nel lasso di tempo fra la fine di quell'interrogatorio, cioè l'interrogatorio del Samperi, e l'inizio dell'interrogatorio del Grancagnolo, che lei ricordi, ha svolto qualche attività attinente al suo ufficio? Sicuramente sì. Credo di essere rimasto all'interno del mio ufficio. Lei ricorda o sa se il Samperi e il Grancagnolo hanno mai avuto un incontro? Sì. Ricorda in che data? No. Rispetto agli interrogatori di cui si è detto, cioè del 4 febbraio, ricorda quando si colloca questo incontro nel tempo? Non ricordo se fu lo stesso giorno. Lei ha partecipato ad attività in relazione a quell'incontro che ricordi, Marini? Sì. Che attività? Di accompagnamento. Accompagnamento di chi? Di Samperi. Dove venne accompagnato il Samperi? Rebibbia. Ricorda più o meno a che ora il Samperi venne accompagnato a Rebibbia? Forse di pomeriggio, però non ne sono sicuro. Non ricordo bene. Ricorda più o meno quanto durò quell'incontro con il Grancagnolo? Se lo ricorda, chiaramente. No, non vorrei dire una Lei si è occupato sciocchezza. anche dell'attività di riaccompagnamento, di scorta poi del... Sì.
del Samperi? Sì. Ho finito, Presidente. Presidente, grazie. Anche io una sola. Allora, avvocato Di Giorgio. Non è rituale, Presidente, capisco la sua, però chiedevo, almeno la mia non è rituale, non quella dell'avvocatessa. Nel senso che Avanti, vediamo. se per caso lei ha assistito alle dichiarazioni rese dal collaborante Cambria Giovanni. Cambria? Sì. Non mi ricordo. Potrebbe aver assistito. Può essere, sì. Avvocatessa Viscuso? Ispettore Marini, lei su domanda del pubblico ministero poc'anzi ha riferito di avere provveduto all'accompagnamento del Samperi Severino Claudio presso la struttura carceraria di Rebibbia. Ora, desideravo chiederle questo, lei ha effettuato questo accompagnamento soltanto con riferimento a questo episodio o lei, in quanto appartenente al servizio centrale di protezione, ha avuto questa delega, questo incarico di far parte di quel nucleo addetto alla protezione proprio del Samperi? Cioè dico, è con riferimento a questo episodio? No, cioè il mio ufficio è stato, diciamo, come supporto di scorta al servizio di protezione. Soltanto con riferimento a questo episodio, cioè, oppure ha inteso il senso della mia domanda? Dico, lei lo ha riferito in relazione a questo episodio in cui il Samperi venne accompagnata a Rebibbia. La mia era una domanda di carattere più generale. Cioè io leggo che lei è presso il servizio centrale operativo di Roma, io le chiedevo se lei è addetto proprio alla protezione, quindi ha sempre contatti con il Samperi, a parte questo episodio di cui lei ha riferito? Assolutamente no. Quindi riguarda questo episodio? Sì. Ho capito. Avvocato Sì. Senta, lei ha riferito che il 4 febbraio ha partecipato all'interrogatorio di mattina del Samperi e la sera del Gran Cagnolo. Questi due interrogatori dove avvennero? Gli interrogatori a cui ho partecipato... Questo in particolare, cioè quello del 4 febbraio... che le è stato ricordato. Di mattina fu interrogato il Samperi e la sera alle 22 fu interrogato il Gran Cagnolo, che cominciò da lì la sua collaborazione. Sì. Questi due interrogatori che lei ricordi dove avvennero? In che località? Quello del Gran Cagnolo presso la casa circondariale di Rebibbia. E quello del Samperi? Se non ricordo male presso la struttura del servizio centrale operativo. Grazie. Possiamo licenziare il test? Domanda del pubblico ministero? Sì. Presidente, io vorrei mostrare al teste i verbali ai quali egli ha partecipato del 4 febbraio 1993, inizio ore 9:45, chiusura ore 14, e quello del giorno 4 febbraio, inizio ore 22, per chiedere al teste se riconosce come sua la firma apposta in calce a questi verbali, posto che si è cercato da parte della difesa, non discuto sulla opportunità, ma comunque il dato di fatto è che si è discusso, malgrado le indicazioni provenienti da un atto che dovrebbe far fede sino a querela di falso, di luogo in cui è stato svolto l'interrogatorio, dell'orario in cui è stato svolto l'interrogatorio, ma si è anche chiesto se addirittura il teste oggi fosse stato presente sino alla fine del verbale dell'interrogatorio. Ora io chiedo di mostrare alla Corte i due verbali che sono stati oggetto dell'esame e del controesame, perché il teste riconosca
per sua la firma in base messa in calce a questi due verbali. Posso, Presidente? Credo che la Corte in un'udienza scorsa, anzi ricordo bene, non credo che sia stata per l'osservazione del difensore. Il sottoscritto difensore aveva detto ma quei verbali fanno fede fino a querela di falso, quindi non era possibile a parere del sottoscritto che si desse la stura a un possibile, cioè al dover far riconoscere firme che sono, come si può dire, da presumere come vere, come autentiche. Io credo che la Corte, anzi ricordo che la Corte su questo stesso tema, non ricordo però a che proposito, si sia pronunziata in questo senso, cioè sulla non necessità del riconoscimento della firma. Peraltro il pubblico ministero, io non so ne ho capito bene cosa abbia intuito in riferimento alla strategia delle domande di questo difensore, perché dice lui addirittura gli è stato chiesto. Voglio dire, le interpretazioni appartengono alla coscienza di ognuno di noi. La Corte vedrà se è il caso, con la firma messa lì, che nessuno può disconoscere, di sottoporla a un riconoscimento. Per quanto riguarda questa richiesta del pubblico ministero, una volta che il teste ha ricordato e ha dichiarato di ricordare di aver partecipato a questi atti, non credo che sia necessario che lo debba confermare dopo aver esaminato la sottoscrizione. Comunque, Presidente, se la domanda non è accolta, i pubblici ministeri chiedono che, come dichiarazione verbale, chiedono di dichiarare che il verbale del giorno 4, l'ho già detto, comunque lo faccio come dichiarazione formale a verbale, il verbale del 4 febbraio 1993 in cui è stato nel corso del quale è stato interrogato alla presenza davanti al dottor Marino il collaboratore Samperi Claudio presso il servizio centrale della Polizia di Stato, ha avuto inizio alle ore 9:45, ripeto, del 4 febbraio del 1993 e, come si evince dallo stesso verbale, ha avuto termine alle ore 14. Il verbale invece reso, il verbale di interrogatorio del 4 febbraio 1983, sempre dinanzi al dottor Marino, davanti al quale è stato interrogato Grancagnolo Carmelo, ha avuto inizio alle ore 22 ed è composto di una pagina e mezzo. Grazie. Non ho altre domande. Può andare. Grazie. Buonasera. Prossimo test. Presidente, Avvocato Russo, su questa questione no, per favore. Su questa? Ma lei crede che io voglia discutere allora di Lana Caprina? Chiudiamo. Ma infatti, però se mi consente la parola. No, non la consente. Ma non su questo. Su altri argomenti e su facoltà. No, adesso taccio completamente. Si accomodi. Si avvicina al microfono. Per il verbale le sue generalità, nome, cognome, luogo e data di nascita. Francesco Oliveri, Messina, 12 giugno 1959. Vuole leggere la formula di rito? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il pubblico ministero può procedere. Ispettore Oliveri, innanzitutto lei dove presta servizio? Alla squadra mobile di Catania. In che sezione? Investigativa. Nell'ambito delle sue funzioni si è occupato di attività investigative concernenti il riscontro delle dichiarazioni rese da Avola Maurizio? Sì. Lei ricorda in particolare la CNR del 3 maggio 1994? Sì. Fa riferimento ad alcuni personaggi che sono stati oggetto delle dichiarazioni del collaboratore. Per sì. Ciascuno di questi personaggi
io le chiederò quali sono stati gli accertamenti compiuti da lei in relazione a atti del suo ufficio e a controlli cui ciascuno di questi personaggi è stato sottoposto nel corso degli anni. Credo che la Corte possa autorizzarlo a consultare gli atti, perché dovrà rispondere per ciascuno e si tratta di una lunga serie. Può procedere? Sì, Presidente. Vuole innanzitutto riferire con riferimento alla posizione di Aiello Giuseppe, data di nascita 25 marzo 1972, cosa risulta agli atti del suo ufficio in ordine a controlli su strada o comunque in altre occasioni effettuati a carico dello stesso. Sì. Allora, dagli atti d'ufficio, che sono i fascicoli personali delle persone indicate esistenti nell'archivio della Questura, e l'elaborazione del nostro terminale elettronico, ove sono inseriti i controlli che avvengono su strada da parte delle pattuglie di polizia. E quindi io ho controllato i fascicoli e questi elaborati del terminale elettronico. Quindi comincio con il controllo del fascicolo personale della persona indicata. Aiello Giuseppe, Catania 25372. Se ci vuole dire anche la pagina, nel frattempo, a beneficio di tutti, la pagina della CNR che... La pagina del CNR sono sfalsate perché sono state congiunte vari elaborati del computer che ancora non avevamo. Vabbè. Quindi risulta un controllo avvenuto il 24/10/1989 insieme a Erbasecca Pietro, Catania 27272, Crisafulli Agatino, Catania 231171, Di Stefano Angelo, Catania 1371, Faro Massimo, Catania 1173. Un altro controllo è avvenuto il 16 febbraio 1990, è avvenuto insieme alla Rosa Vincenzo, Catania 272-1972, Faro Massimo, Catania 1173, Caltabiano Carmelo, Catania 26468, Erbasecca Orazio, Catania 4175. Con riferimento alla posizione di Battaglia Salvatore, non ho ancora finito per Aiello. Sì. C'è un controllo del 30/10/91 insieme a Ventimiglia Francesco 10/11/69 e la Rosa Domenico 19/7/64. Un altro controllo è del 20/10/92 unitamente a Erbasecca Angelo, quindi 13/5/73 e Cannata Salvatore 13/3/71. Altro controllo 29/7/91 insieme alla Rosa Gaetano 26/7/68, la Rosa Vincenzo 27/2/72, Faro Alessandro 18/8/75. Successivo il 5 febbraio 92 con Crisafulli Agatino 23/11/71, la Rosa Vincenzo 27/2/72, Squillaci Francesco 4/8/66. Poi abbiamo un controllo del 19 giugno 92 insieme a Squillaci Francesco 4/8/66, Giustino Carmelo 16/6/69, la Rosa Vincenzo 27/2/72.
Altro controllo del 19.3.91 insieme a Di Stefano Angelo 1.371, Di Stefano è stato ripetuto 2 volte, è stato inserito Di Stefano Angelo nuovamente, Magliulo Maurizio 13.370. Poi abbiamo un controllo del 2.10.91 insieme a Giustino Carmelo 16.669, Desi Agatino 8.872, Spampinato Michele 27.272. Successivo controllo, anzi antecedente, è 38.91 insieme a Gulisano Massimo 17.974. Altro controllo è del 14.893 con Schillaci Francesco 4.866 e altro controllo è del 13.692 con Squillaci Francesco, poi abbiamo 18.691 con Giustino Carmelo, 23.493 con Squillaci Francesco, questi mi sembra perché siano. Scusi, con riferimento a Squillaci Francesco, sono stati accertati i rapporti di parentela tra Squillaci Francesco e Squillaci Giuseppe? No. Presidente, chiedo scusa. Nessuno dei 2 imputati in questo processo. No, ma al di là di questo, ha detto Squillaci lei, ispettore, chiedo scusa. L'avvocato Di Giorgio. Sì. Ha parlato di Squillaci o io ho sentito più volte Schillaci? Io leggo dottore Bertone, la prego. Squillaci. Avvocato, la prego, le sto dicendo non la cosa. posso pregare? Io cosa sto parlando, ma non si prega, solo in chiesa si prega chi vuole. E allora, le sto non la dicendo. prego, lei è pregato di parlare dopo di me, visto che sto intervenendo io, visto che non vuole essere pregato. Io ho chiesto all'ispettore se fosse Schillaci. Ma o era Squillaci. finito l'esame? Ma io ho già risposto, ha già risposto il. Allora, riproponiamo la domanda. Avevo chiesto se esisteva, se è stato accertato un rapporto di parentela tra Squillaci Francesco, nato a Catania il 4/8/1966, e Squillaci Giuseppe. No, non è stato accertato. Posso? Sì. Poi c'è un controllo 16.290 con la Rosa Vincenzo 27.272, Faro Massimo 11.73, un controllo del 6.12.91 con Terminiti Salvatore 26.967, altro controllo del 10.12.92 Diacono Maurizio e la Rosa Vincenzo, un altro controllo del 34.93 con Giustino Carmelo 26.69 e Squillaci Francesco 4.867, altro controllo 10.1.90 con Palumbo Agatino 18.463, Cusimano Maurizio 26.165, Faro Massimo 1.173, con Cannata Salvatore 13.371 e Crisafulli Pietro 27.12.67. Ulteriore controllo il 14.12.92 con Squillaci Francesco 4.866, Caltabiano Carmelo 26.468, Erbasecco Orazio 4.175 e un controllo dell'11.12.92 con La Rosa Vincenzo e Gandolfo Giuseppe 7.362. Con riferimento alla posizione di Battaglia Salvatore, Battaglia Salvatore, nata a Catania il 24/11/1966. È stato accompagnato in ufficio il 12/5/1984 insieme a Platania Salvatore. Se ci può dire la pagina, ma è possibile non avere la pagina così la seguiamo tutti meglio? Qui mi indica, cioè le pagine non sono in ordine perché man mano si facevano gli elaborati si univano, quindi non... Andiamo avanti, quindi stiamo parlando di Battaglia Salvatore. Sì, è stato accompagnato in ufficio il 12/5/84 insieme a Platania Salvatore, Catania 15/12/66. È stato accompagnato in ufficio il 7/11/1984 insieme a Sciuto Mario, Catania 30/8/63, Aloisio Mario, Catania 29/10/69,
Musumeci Domenico, Catania 31-1-66, Sciuto Pasqualino, Catania 1-5-67. È stato controllato in Catania il 20 giugno 1992 insieme a Tropea Giovanni, nato Catania 7-10-58, Scalogna Filippo, Catania 21-9-60. Il 23-5-92 è stato controllato a Catania insieme a Fichera Alfio, Catania 6-3-51, Mogeri Raimondo, Catania 1-1-62, Battaglia Santo, Catania 4-3-61, Tropea Giovanni, Catania 7-10-58. In data 25-92 controllato a Catania insieme a Battaglia Santo, Catania 4-3-61, Mogeri Raimondo, Catania 1-1-62, Tropea Giovanni, Catania 7-10-58, Scalogna Filippo, Catania 21-9-60, Platania Salvatore, Catania 15-12-66. È stato controllato a Catania il 17-4-1992 insieme a Mogeri Raimondo, Catania 1-1-62, Tropea Giovanni, Catania 7-10-58, Battaglia Santo, Catania 4-3-61, Scalogna Filippo, Catania 21-9-60. È stato controllato il 14-5-88 in Catania insieme a Di Bartolo Stefano, Catania 29-3-68. È stato accompagnato in ufficio il 24-1-1989 insieme a Platania Salvatore, Catania 15-2-66 e Di Bartolo Stefano, Catania 29-3-68. Il 4 maggio, il 19-9, il 28-6, il 26-9 del 1991 veniva controllato ripetutamente dai carabinieri insieme a Mirabile Angelo, nata a Catania il 12-66. Il 17-5, il 19-9 del 91 e in data 25-9 e 26-11 del 92 veniva controllato ripetutamente dai carabinieri di Catania insieme a Scalogna Filippo. In data 19 maggio 92 veniva controllato in Catania insieme a Battaglia Santo, Catania 461, Mirabile Angelo, Catania 21-10-66, Scalogna Filippo, Catania 29-60, Platania Salvatore, Catania 15-12-66, Mogeri Raimondo, Catania 1-1-62, Tropea Giovanni, Catania 7-10-58. Il 26-5-92 veniva controllato in Catania insieme a Battaglia Santo, Catania 461, Mogeri Raimondo, Catania 1162, Zucchero Maurizio Rosario, Catania 25-8-61, Scalogna Filippo, Catania 21-9-60, Conti Giuseppe, Catania 17-12-64, Mirabile Angelo, Catania 2-10-66, Signorino Sergio, Catania 29-7-61, Tropea Giovanni, Catania 7-10-58, Marchese Michele, Catania 21-5-56, Pelleriti Antonino, Catania 3-2-66. È stato controllato il 31-3-92 in Catania insieme a Mogeri Raimondo, Catania 1-1-62, Platania Salvatore, Catania 15-12-66, Scalogna Filippo, Catania 21-9-60. È stato controllato il 17-4-1993 in Catania insieme a Mogeri Raimondo, Catania 1-1-62 e Guerino Orazio, Catania 2-10-61. Può fermare un attimo così facciamo. Presidente, le chiedo scusa, per ragioni proprio di economia mi è sfuggito l'ispettore, con riferimento sempre a questi controlli, ne ha citato uno nel quale era presente Fichera Alfio. A me è sfuggito di annotare la data di questo controllo, se cortesemente lo può... Scusi un momento che c'è, nel frattempo l'ispettore può fare il suo controllo, poi lei ripeterà la domanda. Allora, qual era la data che voleva sapere? La data, signor Presidente, riguarda un controllo a cui ha fatto riferimento per la posizione di Battaglia, credo Salvatore,
e nel corso di questo controllo ha citato il nome di Ficheralfio. Io desideravo sapere la data di questo controllo che mi è sfuggito ad annotare. 23 maggio 1992. 92? Sì. Grazie. Ispettore, è possibile sulla base degli atti stabilire anche il luogo in cui è avvenuto il controllo oppure In Catania. in Catania? Ora c'è ancora l'elaborato PATX per quanto riguarda Battaglia Salvatore. Sì. E in alcuni di questi è possibile verificare la via dove è avvenuto il controllo. Abbiamo un controllo dell'1/5/93 in via San Jacopo, insieme a Mascali Angelo 21/9/61. Un controllo del 4/12/92 in villaggio Sant'Agata, insieme a Marro Salvatore 8/3/63. Un controllo il 20/11/93 in via Cristoforo Colombo, insieme a Mirabile Angelo 2/10/66. Un controllo il 30 marzo 94, villaggio Sant'Agata, insieme a Scaramazza Giuseppe 21/3/53. Un controllo il 16/2/94, insieme a Scalogna Filippo 21/9/60. Questi sono finiti. Ecco, siccome ha fatto per ultimo, non per ultimo, ma comunque nel corso di questa posizione ha fatto più volte riferimento a Maugeri Raimondo, vorremmo che lei prendesse la posizione di Maugeri Raimondo, così per comodità la consideriamo subito. Maugeri Raimondo, nato a Catania 1/1/1962. Risulta un controllo del 31 marzo 92 insieme a Scalogna Filippo, Catania 21/9/60, Battaglia Salvatore, Catania 24/4/66, Platania Salvatore, Catania 15/2/66. Controllo del 19/5/92 insieme a Battaglia Salvatore 14/11/66, Battaglia Santo 4/3/61, Mirabile Angelo 2/10/66, Scalogna Filippo 21/9/60, Platania Salvatore 15/12/66, Tropea Giovanni 7/10/58. Altro controllo è del 20 maggio 92 insieme a Battaglia Santo, Catania 4/3/61, Tropea Giovanni, Catania 7/10/58, Battaglia Salvatore, Catania 24/11/60, Scalogna Filippo, Catania 21/9/60. Altro controllo è del 26 maggio 92 e controllati insieme a Battaglia Santo 4/3/61, Battaglia Salvatore 24/11/66, Zuccaro Maurizio Rosario 25/8/61, Scalogna Filippo 21/9/60, Conti Giuseppe 17/12/54, Mirabile Angelo 2/10/66, Platania Salvatore 15/12/66, Tropea Giovanni 7/10/58, Marchese Michele 21/5/66, Pelleriti Antonino 3/2/62. Altro controllo 17/4/93 insieme a Battaglia Salvatore 24/66, Guerino Orazio 2/10/61. Poi abbiamo l'elaborato Pattuglioni e abbiamo un controllo del 19 maggio 92 in villaggio Zia Lisa, insieme a Battaglia Salvatore, Battaglia Santo, Mirabile Angelo, Platania Salvatore, Scalogna Filippo, Tropea Giovanni. Ulteriore controllo è del 25/92, area servizio Faro Biscari, con Battaglia Santo, Tropea Giovanni, Battaglia Salvatore, Scalogna Filippo, Platania Salvatore. Questo di che ora e di che giorno è? Il 20 maggio 92. Sì, vada avanti. Poi abbiamo un controllo del 4/8/92, via Etnea. Guerino Orazio 2/10/61, Marchese Pietro 23/3/54. Mi scusi, ove lei fosse
in condizioni di dire l'orario del controllo, cortesemente lo riferisca alla Corte. 12.01. E l'ultimo lei si riferiva? Di tutti quelli che ha detto, comunque vabbè, ormai non gliel'ho detto prima, d'ora in poi dico, se è in condizioni di dire anche l'orario, ce lo dico. Sì, quest'ultimo è avvenuto in via Etnea alle ore 12.01, il 4/8/92. Insieme a Guerino Orazio 2.10.61, Marchese Pietro 23.3.54, Messina Salvatore 26.4.62, Puglisi Orazio 13.10.57, Marchese Maurizio 24.9.62. Poi abbiamo un controllo del 21.8.92, ore 12.52, Villaggio Sant'Agata, con Ruccella Antonino 27.1.52, Caniglia Angelo 19.9.26, Barcella Salvatore 9.3.33, Paterniti Filippo 1.1.53, Ranno Giuseppe 3.3.64, Cannata Pietro 1.1.45, Arcidiacono Giovanni 4.9.63, Di Guardo Camillo 8.3.59, Marchese Maurizio 24.9.62, Marchese Michele 21.5.56, Pelleriti Antonino 3.2.62. Io a questo punto chiedo scusa, ma mi sembra veramente un'attività estremamente defaticante e con pochissimo costrutto. Assumere una testimonianza su atti che sono stati solo raccolti dal teste e che costituiscono prova, sono oggetto tipico di prova documentale, perché sono documenti di attività amministrativa esoprocessuale che trovano diritto di cittadinanza nel processo a pieno titolo. Sì, e su Presidente. questo mi pare che la Corte si era già espressa sui controlli di polizia, Sì, addirittura Presidente. si era posto il problema se si trattava di atti ripetibili che entravano a fare Presidente, parte. noi conosciamo bene l'orientamento della Corte, purtroppo non sempre è facile distinguere se si è trattato di controlli su strada, per cui vengono registrati al terminale e quindi sono esibibili, oppure se si tratta di controlli che rimangono nel fascicolo personale e non si sono tradotti in una relazione di servizio. Bene, ma adesso le ha tutti con sé l'ispettore, lei è ispettore o sbaglio? Sì. Ce l'ha tutti con sé questi documenti. Presidente, possiamo ammetterli immediatamente e sospendere l'udienza perché le parti li esaminino e Presidente, le parti già conoscono perché fanno parte di atti depositati e quindi questi controlli voglio far intendere alla Corte, e questo è il mio problema. Per quanto riguarda quelli che sono i controlli cosiddetti patti X, possono essere sicuramente prodotti e già sono agli atti. Per quanto riguarda viceversa altri controlli che non sono compresi nei patti X, questo tipo di controllo non può essere in questo momento documentato perché è oggetto di annotazioni nel fascicolo personale di ciascuno degli imputati che è in questura. Cioè, mentre per i patti X li possiamo produrre come prova documentale, per quanto riguarda le altre annotazioni che eventualmente non siano tradotte in relazione di servizio, non abbiamo altro modo di dimostrarle se non attraverso la testimonianza. Dico, il fatto che il processo sia orale soprattutto non è colpa mia e non è colpa vostra. per carità. Quindi non è un'attività defaticatoria, mi consenta Presidente. Dico, il problema è che non tutto è documentabile attraverso il patti X. Credo di aver detto defaticante, non defaticatorio. Defaticante nel senso che c'è fatica. Defaticatoria. Ho inteso male io. Mi dispiace. Quindi il problema è questo, se poi noi non riusciamo a distinguere quello che è documentabile attraverso il patti X, attraverso la prova documentale, e quello che invece è oggetto soltanto di annotazioni che sono inserite nel fascicolo personale, lei capirà, Presidente, che a un certo punto avremmo perso un'occasione. Lo so, ma dico, non c'è la possibilità del discrimine. Presidente, posso interloquire un attimo, le spiace? E quindi chiedere soltanto di quelli che sono frutto di un'attività
di annotazione fatta dal teste. Questo già è una selezione credo che si possa fare, quindi d'ora in poi, ispettore Olivieri, lei riferisca soltanto di quelle che sono annotazioni nel fascicolo personale e non dei controlli, diciamo, fatti inseriti nei patti X, perché saranno oggetto appunto di prova documentale. Presidente, mi consente di interloquire prima di procedere oltre? Sì. La ringrazio. Nulla da obiettare sui PAT X, che potrebbero benissimo entrare a far parte come prova documentale di questo processo, ma quello che a me sfugge a questo punto è questo. Le presunte annotazioni contenute nel fascicolo personale sicuramente sono state collazionate, non lo metto in dubbio, dal teste oggi qui presente, ma sicuramente non sono state da lui personalmente compiute. Ora, se mi permette, Presidente, vorrei conoscere se queste relazioni di servizio siano a firma di soggetti diversi, perché allora a questo punto noi altri abbiamo un teste che in realtà ci viene a raccontare quello che ha raccolto all'interno dei fascicoli personali, ma non avremo nessuna certezza su quello che è il reale contenuto di queste relazioni di servizio. Avvocato, per l'amor del cielo, ma lei in questo modo propone una probazio diabolica o che altro? No, Presidente, mi trovo io di fronte a una probazio diabolica, mi scusi. Io la metto a verbale la sua richiesta, ma non può trovare veramente... No, io non ho fatto una richiesta, Presidente, io sto facendo viceversa un'opposizione a che entri un atto che, se mi permette, in questo momento non è neanche formato, cioè neanche lo conosciamo. Sono delle dichiarazioni che vengono rese da questo teste in ordine a degli atti che lui ha presso il suo ufficio, ma che non sono sicuramente a conoscenza di questo difensore. Io non chiedo la produzione di questi atti e non voglio una probazione. Ma come non sono a conoscenza? Se fanno parte dell'allegato alla CNR, almeno questo non lo può dire, Avvocato. Che non siano a conoscenza sua non lo può dire, può discutere di tutto, ma che non siano allegati alla CNR depositata, di questo credo che non può discutere. Allora, Presidente, mi scusi, qual è l'utilità se anche questo possono formare fonte di prova documentale? Torniamo al discorso di prima. In realtà il test dovrebbe qui soltanto l'oggetto della testimonianza essere quella che è stato preso un documento dagli atti del suo ufficio ed è stato trasfuso nell'informativa, e che questa attività è stata propria del test. Questo solo può certificare. Poi sull'origine di chi ha fatto il controllo, se il controllo è effettivamente avvenuto o il controllo non è avvenuto, siccome si fa riferimento a un documento che è assistito da una presunzione di verità, signori miei, non è che possiamo andare a citare i sottoscrittori della relazione di servizio per un accertamento fatto 3 anni fa che non si ricorderanno assolutamente. Quello che è stato messo in un computer e memorizzato, bene, altre cose vengono messe in un fascicolo da qualche parte. In questo senso dico che è una prova che non può essere richiesta. Ovviamente, Presidente, mi scusi, ovviamente se le parti, proprio per evitare qualunque spreco di energie, se le parti sono d'accordo, tutte le parti sono d'accordo alla introduzione come prova documentale anche delle schede che contengono queste annotazioni che l'ispettore sta leggendo, possiamo evitare anche questo tipo di problema. Ovviamente qua ci vuole il consenso delle parti. Ed è quello che ho proposto in definitiva. Altrimenti dobbiamo andare avanti qui a sentire e a traspondere nel verbale di udienza tutte queste. È chiaro. Cioè, è chiaro poi che non si ferma lì l'attività e dopo l'acquisizione di questi dati possono essere rivolte al testo ugualmente domande a chiarimento qualora si tratta delle schede allegate alla CNR del 3 maggio 1994. Se le parti non hanno nessuna difficoltà a che vengano acquisite e poi se ne dia lettura, il pubblico ministero si ferma subito. Se ci consente una brevissima pausa, perché almeno io non ho queste schede della CNR in udienza, se le permette. Sì, facciamo 10 minuti di sospensione, l'ispettore se si vuole appartare intanto, grazie. Le chiedo scusa, Presidente, ho però la sensazione che, ammesso che noi riusciamo a controllare queste schede, ma le parti, si intende i difensori degli imputati,
Purtroppo oggi qui siamo molto pochi a esprimere la nostra opinione. Voglio dire, possiamo parlare per quanto ci riguarda, dico, almeno questo me lo riconosce, di poter prendere parola solo per me. E va bene, questo è implicito in quello che è implicito nelle presenze, chi sono presenti, è chiaro, chi non è presente. Si pone un'altra questione, a mio avviso. Sospendiamo. Stiano comodi, prego. Chi prende la parola? Presidente, ritiene a titolo personale questo difensore, ma credo di interpretare anche buona parte del pensiero dei colleghi, che quando si tratta dell'accertamento relativo all'incontro, alla frequentazione in quel posto, che quest'atto possa avere la qualifica di documento, si può anche convenire, può trovare certamente ingresso, peraltro c'è un'ordinanza della Corte. Viceversa, dico, ma questo attiene secondo me, è un limite che attiene non solo alla produzione come documento, ma io direi anche all'oggetto stesso della testimonianza. Viceversa, il riferimento nell'atto, nella testimonianza, alla denunzia per furto, alla denunzia per gioco d'azzardo, alla denunzia per estorsione, alla diffida, riteniamo che sia un fatto non pertinente al giudizio, cioè sotto questo profilo, dico, non è documento certamente, e sotto il profilo della pertinenza o comunque dell'ammissibilità del documento si pongono sbarramenti nel codice. Nel senso che, anche se siamo in presenza di un reato associativo che, per utilizzare una sua espressione, consente anche di acquisire spazzatura, qui siamo al rifiuto tossico e nocivo. Rifiuto tossico e nocivo perché non si potrà mai andare a provare l'associazione sulla denunzia per furto, sulla diffida, sulla denunzia Perché sinora non si era parlato di queste cose. Ma è di questo però che sostanzialmente è questo il contenuto, Presidente. E nelle schede personali di quando parla, come abbiamo noi preso visione degli atti, ecco che quindi, per quanto riguarda quell'aspetto, quelle che chiamano con un termine che a me non viene facile pronunziare, non ripeto per evitare che mi suggerisce l'avvocato Giuffrida, nulla questo, però le schede si riferiscono sostanzialmente a questo, Presidente: diffida, denunzia per furto, denunzia per estorsione. Avvocato, aspetti che concludo. Peraltro, se vogliamo avere un addentellato normativo sul punto, cioè dei documenti che in qualche modo consentono giudizi sulla personalità, lo troviamo nel 236, e quando parla di documenti, diciamo, che esprimono, che ammissibili e da cui si può trarre un giudizio sulla personalità dell'imputato, si fa riferimento soltanto ai certificati del casellario giudiziario, cioè quando si tratta di processi già passati in giudicato. Per tutte queste ragioni, Presidente, e tenendo conto peraltro che nel momento in cui su un mio assistito, dico, io nel caso di specie non ho alcun interesse, però è un problema di principio, c'è una denunzia per furto, per estorsione, questo entra, io poi dovrei andare probabilmente a controprova a produrre la sentenza definitiva, la sentenza di primo grado, cioè diventa, la probatio diabolica diventa questa, cioè non è un elemento che è conducente. Quindi, riassumendo questo intervento disordinato, per quanto riguarda l'accertamento sulla frequentazione, visto che è un elemento comunque di giudizio a cui può annettersi peraltro qualifica di documento secondo anche l'orientamento della Corte, non c'è opposizione. Per quanto riguarda queste schede personali c'è opposizione sotto il profilo che si tratta di fatti
comunque non pertinenti all'oggetto della prova, che comunque non si può trattare di documenti, o se documenti sono documenti vietati ai sensi dell'articolo 236 ex addiverso, nel senso che sono documenti non ammissibili ai fini di un giudizio sulla personalità dell'imputato. Presidente, così il processo per l'associazione lo trasformiamo nel processo per la misura di prevenzione. Posso? Prego. Ci sono altre osservazioni? Sì. Prima raccogliamo l'osservazione del difensore. Presidente, io ho un interesse assai limitato per uno di questi atti che, vedi caso, consiste per un aspetto in una asserzione di effettuato controllo, e per questa mi pare ovvio che quanto ha già detto l'avvocato Catania, e peraltro già accolto come orientamento dalla Corte, nulla si ha da dire. Vuoi perché si tratterebbe di atti di polizia, vuoi perché si tratta di attività, come posso dire, non endo ma extraprocessuali, come documento potrebbe entrare, potrebbe considerarsi anche atto irripetibile, la forma non muta la sostanza. Per l'altra parte, per questo breve atto che mi riguarda, è proprio una denunzia per gioco d'azzardo. Una denunzia insieme a 40 persone, non si spiega cosa sia accaduto, soprattutto non si dice, perché non si può dire, è un fatto che risale all'84, come sia esitata questa denunzia o questa constatazione che si assume poi risolta in una denunzia. Io non trovo altre garanzie, Presidente, io non trovo un altro limite né nessun'altra cosa che possa governarmi. Trovo ancora una volta questo libriccino che mi pare in questo caso chiarissimo. Quando è previsto quali sono gli atti che possono fare ingresso nel fascicolo del dibattimento, come correttamente vi ricordava l'avvocato Catania, il 431 rinvia al 236, e mi chiedevo quali per il giudizio sulla personalità degli imputati potesse rientrare fra questi, e si fa riferimento non solo ai certificati del casellario giudiziale, ma alla documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici, sicuramente questa non è, e presso gli uffici di sorveglianza, e sicuramente questa non è, nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice. Allora io mi dico, il difensore non può consentire che quest'atto, così come sia, faccia ingresso, e non dico non tanto e non solo per un fatto di principio, ma proprio per un fatto di garanzia. Quale sarebbe? Cioè, cos'è che mi consente di... cosa consentirebbe l'ingresso del riferimento ad una avvenuta denunzia che non sappiamo che fine abbia fatto? Cioè, può costituire mai una qualunque forma di elemento per cui si possa poi valutare, non dico la responsabilità, ma addirittura la personalità dell'imputato, e poniamo caso che sia stato assolto. Peraltro non mi si può dire basta poi chiedere al teste ad atto acquisito che fine ha fatto sta denunzia. Ella si intende, Presidente, che il teste non può certo ricordare, non può sapere, non è in questa nota che fine abbia fatto. Non solo sorgerebbe a mio carico un onere probatorio, ma non ritiene questo difensore che già alla partenza tutto questo sia possibile. E allora, per concludere, perché in fondo quest'atto solo mi riguarda, poi in futuro si vedrà se il problema sarà riproposto. L'avvocato Russo ritiene che per quanto attiene ai semplici controlli resterebbe un gioco, una finzione, un'attività assurda far leggere tutti i controlli, perché entrerebbe dalla finestra quello che voi vorremmo che non entrasse dalla porta. La Corte così si è pronunziata, i controlli sono atti ripetibili, la giurisprudenza ormai su questo pare pacifica, e quindi non abbiamo difficoltà. Per quanto attiene a quest'atto, nella misura in cui riferisce di una denunzia, c'è opposizione di questo difensore, che ricorda, per concludere, che qualunque atto fosse in queste pagine inserito, che non contenesse una semplice constatazione, ma esprimesse anche in nuce una forma di valutazione, e io dico che paradossalmente, anche dicendo il gruppo e con fare sospetto, potrebbe essere valutazione, e la Corte su questo ha convenuto, perché talvolta ha detto carcerando quella frase. Quindi questi atti, solo per quanto attiene alla constatazione dell'identificazione, per me non c'è opposizione. Per gli altri
c'è opposizione. Altre osservazioni? Sì, certo che c'è fra l'altro mi scusi, sì, ma l'osservazione è pacifica, su questo punto c'è addirittura un divieto di testimonianza, quindi farlo entrare oltre la testimonianza, insomma questo è pacifico. Per cui la pagina che mi riguarda, lo dico così, i procuratori possono controllare. Mi scusi, avvocato Russo, stiamo parlando sempre delle denunce, il divieto di testimonianza sulle denunce. No, Presidente, la testimonianza sulle schede, la testimonianza sull'attività svolta, che non sia effettuata da chi l'ha svolta e sia soltanto, come posso dire, un acquisito per sentito dire negli uffici. Come si può testimoniare sul sentito dire negli uffici? O tu hai relazionato? Comunque, Presidente, questo è un altro discorso. Però per il momento, ripeto, non mi interessa. Va bene. Io ho un foglio, pagina 76. È una denuncia e un controllo. Per il controllo non mi interessa, per la denuncia mi oppongo. Presidente, mi scusi. Sì. No, sulla base dello stesso principio, io per i miei assistiti mi associo alla posizione fatta dai colleghi Catania e Russo. Poi da questa parte, avvocato Passarello. Sì, grazie Presidente. Io credo che sia un problema, Presidente, di fatto e non di diritto. Nella misura in cui ci siamo resi conto che dall'esame della documentazione sulla base della quale stava procedendo all'esame il pubblico ministero, non è possibile, sulla base di questa documentazione, non è possibile sceverare, estrarre, individuare quell'unico atto che potrebbe avere ingresso, cioè l'eventuale relazione di polizia che documenta il controllo su strada di determinati imputati con altri imputati, eccetera, poiché in buona sostanza questo allegato è composto da cosiddette schede imputati che rappresentano una sorta di riassunto appunto personale di vari imputati sulla base di considerazioni di polizia, di pretesi carichi pendenti, eccetera, ed è troppo chiaro che quindi questo tipo di documentazione, ammesso che documentazione possa essere, non possa avere ingresso nel processo. L'altra parte della documentazione in possesso attuale del pubblico ministero e sulla base della quale si stava procedendo all'esame è composta da una documentazione cartacea probabilmente computerizzata, in relazione alla quale vi sono anche qui si trovano spesso mischiate nello stesso atto attività di documentazione di incontro e attività di pretesi, anche qui carichi pendenti, processi subiti o denunzie. Ecco per cui credo che ci sia un problema pratico in base al quale non sia possibile procedere all'acquisizione del plano della documentazione, a meno che non si riesca a purgare omissandolo l'atto in modo che ne risulti solamente documentato l'eventuale avvenuto controllo. Ecco, in questo senso io concludo. Presidente, scusi. Mi consente? Scusi. Allora, avvocatessa di scusa. Sì, signor Presidente, per quanto riguarda la posizione dei miei assistiti, io non ho nulla in contrario a che possa essere acquisito come documento il controllo, il mero controllo della tipologia di quelli di cui ha parlato l'ispettore Oliveri. Come ha osservato l'avvocato Passarelli e come abbiamo riscontrato da un controllo della documentazione, solo a condizione, almeno per quanto riguarda i miei assistiti, di una epurazione di certi atti, noi acconsentiamo alla produzione. È chiaro che ci opponiamo alla produzione di schede personali, ma credo che anche il pubblico ministero, per quello che è stato l'iter del suo esame, non ha fatto domande, e credo che sinora è andato così, non ha fatto domande su quella che era la posizione. Quindi se l'esame deve sempre riguardare questi controlli, è chiaro che per ragioni di economia, per le posizioni che mi riguardano, io non mi oppongo a che venga prodotto questo controllo su strada che è stato effettuato, anziché farlo entrare così oralmente, che comporta un dispendio di energie notevoli, anche di tempo. Presidente, per i propri assistiti si associa alle richieste e alle eccezioni formulate dai precedenti difensori. Presidente, anche l'avvocato Curcrudo non si oppone all'ingresso per quanto riguarda la parte del documento che riferisce sui controlli di polizia effettuati, e si oppone per l'altra
parte che non riguarda i controlli. Ministero? Presidente, scusi, c'è l'avvocato Di Giorgio. Sì, che aderisce a quanto testé detto dagli avvocati Passarello e Viscuso. Allora, il pubblico ministero vuole fare delle precisazioni? L'avvocato Antini? Sì, no, appunto, c'è l'avvocato Antini. Sì, no, dico stringatamente, signor Presidente, per i miei assistiti consento che il pubblico ministero produca in via documentale tutta l'attività di polizia concernente i controlli e nei limiti della stessa mi oppongo ad ogni altra produzione. Io credo che non c'erano dubbi sul fatto, come finalmente ha dato atto anche l'avvocatessa Viscuso, che il pubblico ministero ha fatto domande soltanto per verificare alcuni controlli che sono stati oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia. Il pubblico ministero non ha fatto nessuna domanda sulle denunce, perché devo dire con un po' di ottimismo che per molti degli imputati abbiamo fogli e fogli del certificato del casellario giudiziario, quindi poco importa le denunce, e ovviamente per quelli che non hanno niente, che sono veramente pochi, non ci interessa molto approfondire il tema delle denunce. Quindi era chiaro sin dall'inizio, e mi dispiace che si è discusso a lungo su una cosa che era troppo ovvia sin dall'inizio, che il pubblico ministero, se c'è il consenso delle parti, produrrà le cosiddette schede degli imputati nella parte che sono relative soltanto ai controlli effettuati dalle forze dell'ordine, mentre ovviamente produrrà tutti i cosiddetti patti X che si riferiscono anch'essi a controlli che non sempre, come ho detto prima, coincidono con i controlli di cui si fa cenno nelle singole cosiddette schede. Quindi, se c'è questo consenso delle parti, i pubblici ministeri produrranno per ciascuno degli imputati che sono stati oggetto di attenzione della CNR 3 maggio 94 o comunque di altre CNR sulle quali avrebbe dovuto deporre il teste Olivieri o comunque altri testi, produrranno soltanto le parti che sono relativi a controlli su strada o comunque a controlli effettuati dalle forze dell'ordine. Mi pare che la Corte si è già pronunciata preventivamente invitando le parti a fare le loro osservazioni su una produzione documentale, per cui si ammettono le schede nei limiti di cui in premessa, e cioè con riferimento ai controlli di polizia che riguardano appunto le frequentazioni. Operativamente il pubblico ministero dovrebbe procedere, prima di produrre materialmente queste schede, dovrebbe procedere alla cancellazione, diciamo, della parte che non riguarda. Bene. E dobbiamo richiamare il teste Oliveri? Sì, certo. Allora, comunque facciamo l'orientamento. Proseguiamo con le schede. Sì, Presidente, io dovrei a questo punto chiedere al teste, sulla base degli atti del suo ufficio, soltanto la data di consumazione di tutti gli omicidi cui si è fatto riferimento nel corso della istruttoria dibattimentale sin qui compiuta. Si è parlato di diversi omicidi, qui non si tratta. L'unico problema è quello di collocarli nel tempo, perché vi sono state certe indicazioni, certi omicidi sono stati inquadrati in certe strategie, in certe guerre, quindi l'esame che mi appresto a fare riguarderà tutti gli omicidi, presumo tutti gli omicidi, mi auguro di non dimenticarne alcuno, degli omicidi di cui si è parlato nel corso della istruttoria dibattimentale. Presidente, mi scusi, ma sotto il profilo dell'ammissibilità, della pertinenza, una domanda di questo tipo, la Corte reputa che sia pertinente? Io formalizzo un'opposizione
ritenendo che la materia della descrizione così del fatto omicidario compete all'altro processo e non a questo. Dico, la Corte ha ammesso lo scandaglio sulla causale, che reputo sufficiente, dico, ai fini anche dello stesso, dico, della stessa esigenza del pubblico ministero. Dico. Ma non è affatto vero, perché la causale, se si dice che un certo omicidio è avvenuto durante una certa guerra, credo che la verifica del dato temporale è solo quello, non del luogo. Ma soltanto provate e documentate, c'è una contestazione poi nel processo che riguarda quel fatto, c'è una contestazione che attiene il tempus commissi delicti. Non è che l'omicidio può essere, non è che il test può deporre su un fatto che è oggettivo e che pertiene già alla contestazione, sul fatto. Ma su quale fatto? Sì, sul tempo, sul momento dell'omicidio, sulla data. Ma si tratta, scusate, comunque la Corte, io credo che nel corso di tutta questa istruttoria sono emersi una serie di indicazioni su determinati omicidi che sono stati esplorati soltanto. La domanda di per sé è ammissibile e il discorso poi dello stabilire quali di questi omicidi di cui si è trattato siano oggetto rientrino, diciamo così, nel programma associativo e quali no, quello è un problema di merito. Quindi, ma ovviamente la posizione va rigettata e il test può rispondere alla domanda. Presidente, mi scusi, capisco che sono intempestivo, ma volevo prospettare un altro argomento, se mi consente, di riflessione alla Corte. Io credo che non sia, quello dell'accertamento temporale di questi fatti omicidiari, lo strumento che intende utilizzare il pubblico ministero, non sia quello più affidabile, perché ci potremmo trovare dinanzi a indicazioni temporali, forse probabilmente si tratta anche di fatti molto remoti, errate, naturalmente non per un fatto volontario ma involontario da parte dell'ufficio. Quindi lei c'è per questo, lei c'è anche per questo. Presidente, lei avvocato c'è anche per questo nel processo. Se la cosa non le susciterà dei dubbi, certo in qualche modo bisogna fare. Non ci sono ostacoli, ritengo che non ci sono ostacoli formali per ammettere una domanda di questo genere. Se a lei risulteranno cose contrarie, vuol dire che si attiverà per fare risultati. Dopodiché, scusate, procediamo. Può rispondere, ispettore, se ce l'ha davanti queste date, cioè il pubblico ministero può procedere con le domande. Ispettore Olivieri, sulla base dei suoi atti, ci può dire quando è avvenuto l'omicidio di Calogero Carmelo, inteso Melo Ubasista? È avvenuto il 26 maggio 1989. Ci può dire in quale data è avvenuto l'omicidio di Melino Cirincione, Melino Nicola Cirincione? È avvenuto il 4/10/1990. L'omicidio di Bodenza Luigi. Il 25 marzo 1994. L'omicidio di Licciardello Giuseppe, nato a Catania il 3/8/1947. Il 2/10/1990. L'omicidio di Licciardello Domenico, nato a Catania il 18/8/1953.
Il 2 luglio 1992. L'omicidio di Foti Vincenzo, nato a Catania il 5/1/1955. Il 5/1/1989. Il 5? 1/1989. L'omicidio di Scalfidi Lorenzo, nato a Catania il 6/9/1957. Il 18/2/1989. L'omicidio di Amato Domenico, nato a Catania il 14/11/1947. Il 27/6/1990. L'omicidio di Andrea Finocchiaro. L'11/11/1983. L'omicidio di Barbagallo Nunzio. Il 31/5/1990. L'omicidio di Lombardo Francesco, nato a Catania il 20/11/1947. Il 30/10/1988.